è per fare l'unboxing di un acquisto fatto su questo store di Disco GS di Ernesto Carretta. Lo ricorderete già perché ho già fatto un unboxing suo, e anche perché Ernesto Carretta è anche il DJ che ha mixato le 80 mixage che trovate nel mio canale Mixcloud, www.mixcloud.com/Renato De Vita. Lì ci sono tutte le 80 mixage e parecchie di queste sono state remixate da Ernie. Ho il suo indirizzo su Disco GS, spero si legga bene, è questo: www.discogS.com/it/user/Ernie con la Y finale. Allora, oggi è l'8 marzo, passo il cellulare a mia moglie, faccio gli auguri a tutte le donne, specialmente quelle che fanno parte della... No, qui c'era un coltello per aprire questa cosa, però è sparito. Va bene, aspettate, vediamo. Vai, vado a prendere. Vabbè. Allora, mi ero preparato un po' tutto. Dicevo, faccio gli auguri a tutte le donne, specialmente a quelle che fanno parte della mia vita. Mia moglie, Margherita Cardinali. Che gli mette a posto tutto. A mia figlia Chiara, mia mamma Valeria e mia suocera Natalina. Questo è il pacco che andiamo ad aprire oggi. Ci sono parecchi vinili, è grande, è arrivato parecchio tempo fa, ma sono stato bloccato con le dirette, quindi non potevo fare l'unboxing. Quanto prima poi procederemo pure a fare le dirette con i mix, con i giradischi, con i vinili e quant'altro. Allora, andiamo a vedere cosa conterrà questo pacco. So che molti di voi saranno al lavoro e quindi magari vedranno questa diretta dopo. Eccoci qua. Come vedete c'è più di un disco qui dentro. E adesso vediamo. Allora, il primo sicuramente è quello che io aspettavo. Finalmente c'è Singing in the Rain di Sheila B. Devotion, il 45 giri, che l'altra volta si era sbagliato Ernesto e mi aveva mandato un altro, sempre di Sheila B. Devotion, era un altro 45 giri. Questo finalmente ritorna nelle mie mani e mi ricorda la prima volta che ho messo i dischi durante, diciamo, una manifestazione. Ricordo che avevo 8 anni, stavo in quarta elementare con la maestra Valenti, c'è ancora una foto che la maestra tiene in mano quel 45 giri e io piccolo piccolo che mettevo i dischi durante una recita scolastica. Allora, si parte subito alla grande con un LP. Questo è Fiorello, nuovamente falso. Questo io ce l'ho su cassetta. All'epoca lo comprò un mio vicino di casa, un mio amico. Io me lo copiai su cassetta, però ci tenevo ad averlo su vinile, anche perché molti di questi brani verranno messi durante le dirette. Quindi qui c'è Una carezza in un pugno, c'è, vabbè, Gloria ce l'ho già, c'è La mia banda sono il rock, tutti sono cantati molto bene da Fiorello. Ovviamente lo sapete che lui parecchi dischi ha fatto pure Veramente falso, questo è il seguito. Nuovamente falso, Veramente falso lo sto ancora cercando comunque. Questo invece Sandy Martin, un altro bellissimo brano, Modern Lovers, sempre degli anni 80. Se mi date un attimo di tempo vi dico anche che anno era. Qui fuori non c'è scritto, vediamo sul vinile. 1986. Tra l'altro andate su www.mixcloud.com/Renato De Vita, oggi ho pubblicato la seconda parte del Festival Bar dell'86. Sta benissimo questo disco ed è del 1986. Modern Lovers, ci sono diverse versioni, quelle che stanno scritte qui. Questo è Sandy Martin. C'è qualcuno connesso?
Gaetano Stompanato e Massimiliano Argenti che salutiamo. Salutiamo chi è connesso, salutiamo chi vedrà pure in differita questo brano. Come Adesso sapete a me piace molto Savage, ed ecco questo è un brano di Savage. Anche questo mi sa che più o meno di quelle dell'epoca là, anni 80. Qui non ci scrivevano le date manco. Fan Club Information, no, proprio nell'anno né niente, vabbè. Love is Dead, Savage. Eccolo qui. Scritto, no. no, così. Messaggio da +39 Continuano ad 389 arrivare messaggi, 045 vabbè. 9728 Perché- Abdul and Friends Love Love. Ok. Ok. Questo è un brano bellissimo. It's simple, it's simple. Mi ricordo Questo- gli occhi di questo cantante, mi ricordo Peter anche Wild. Messaggio da Questo è Diego Mirko bellissimo perché è Abdul simple. and Questo Friends sempre Love Love. dell'86. Io vi dico, tra l'altro su questo vinile c'è anche scritta la data con un timbro. A me Sinfono mi piaceva parecchio, però quegli anni, diciamo gli anni, seconda metà degli anni 80, io li ho vissuti proprio in pieno perché avevo cominciato a fare il DJ, però d'estate soprattutto, qui c'è pure Posi che mi cammina sopra i dischi, tanto è leggera lei, non gli fa niente. E praticamente sentivo tantissimo l'estate con il mio stereo portatile, le cassette, c'era tutta questa musica qui, cioè ho un bellissimo ricordo. Continuiamo con Fiorello, questa è E tu è un mondo d'amore, sempre versioni dance remixate, addirittura qui c'è DJ Cerla che ha remixato E tu, e addirittura c'è un mondo d'amore remixato da Pilato e Monti, quelli che hanno fatto Gangam. Quindi questo è l'album, sempre limited edition, che all'epoca andava tanto, limited edition, anche gli 883 hanno pubblicato dei remix su stessa etichetta, pure parecchi brani di Giovanotti, e questo è l'album, cioè l'album è il mix di Fiorello sia di E tu che di Un mondo d'amore. Andiamo avanti. Questi sono i Technotronic, che alla fine degli anni 80, primissimi anni 90, hanno fatto la dance già loro con Get Up, This Beat is Technotronic, e questo è Hey Oh Here We Go, sempre featuring Yakid K. Questo è pure un bellissimo brano di Technotronic che ci sarà modo di sentirlo. Technotronic Remix. Come vedete tutti i pezzoni ho acquistato questa volta. Questo è un bambino che ebbe molto successo negli anni 90, primissimi anni 90, Jordi, francese. Io ho il CD Pocket Surprise dove ci sono tutti questi brani, e poi ho Dur Dur d'être bébé, il mix. Tutti gli altri mi mancano. Questo è Alison, che era il secondo brano del lato A. Alison Isacco Pima Moi, è una copia di me. Questo praticamente era il bambino lanciato dal padre nella disco music, ebbe parecchio successo all'epoca, Jordi. E questo c'è remix by Molella e Fargetta, due nomi che non hanno bisogno di presentazione ovviamente. Vediamo come sta il vinile, eccolo qua. Beh, remix album version, e qui Underground Mix by Molella e Fargetta, e questo lato qui, quello remixato, e questo qua, eccolo, da Molella e Fargetta. Jordi, come vedete Ernesto è molto professionale, esclusive New Music, i dischi stanno proprio quasi in perfettissime condizioni, quasi vicino al nuovo. Andiamo avanti. Questa è la canzone del sole, però è il remix, quindi si può usare sempre. Io vedete che mi piace parecchio la musica italiana remixata dance, e quindi farò diverse dirette dove ci metterò quasi solo
esclusivamente musica italiana, tutta in versione dance. Questo dovrebbe essere, ed è l'ultimo, il vinile di Sandy Martin. E qua dentro c'è pure People from Ibiza, c'è Modern Lovers, insomma questo è un 33 giri. Come vedete il 33 giri di Sandy Martin, sempre del 1986. Quindi ho comprato, si è visto bene? Si è visto un po' difficilmente a fuoco, rosso e nero, però sì. Vabbè. Sempre 1986 ed è Sandy Martin in quell'anno fece diversi brani di successo, insomma. Quindi questo è il retro, non so se si riesce a mettere a fuoco la lista dei brani. Sì. Questo ovviamente Ernesto Carretta me l'ha messo addirittura dentro il cellophane, e lo stato del vinile è quello che lui dà sempre, una qualità enorme. Va bene, sempre guardando questo, io vi invito a seguirmi, a continuare a seguirmi, perché inquadriamo altre scatole, qui ci sono da aprire, diciamo, altri scatoloni, altre cose. Queste ovviamente saranno diverse dirette, le dividerò almeno in 4 dirette tutti quei vinili, Decisamente. perché non voglio fare dirette infinite. Quindi ora questi dovranno essere pure archiviati, perché io ho quasi tutto, diciamo, archiviato. Per adesso sta su un foglio Excel, poi c'è in progetto pure di fare, diciamo, una pagina Facebook dove ci metto la scansione di tutti i vinili che ho col numero, in modo che chissà, magari durante le dirette potrete fare anche delle richieste e io, avendoli tutti belli numerati e tutti belli posizionati, è facile che li vado a cercare e li vado a trovare, e quindi li posso mettere pure durante una diretta, in breve tempo si trovano. Vi ringrazio tutti quanti per aver visto questo video. Oggi è giovedì mattina, l'8 marzo, di nuovo auguri a tutte le donne, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie mille. Ciao.